Buonasera. Voglio insistere e ritornare sull'abusato, falso slogan per cui tutti i partiti politici sono uguali, ovviamente nel senso nettamente dispregiativo. Mercoledì scorso il Parlamento ha nominato i nuovi commissari dell'Agcom, l'Agenzia delle Comunicazioni, e dell'Authority sulla privacy. I titoli sui quotidiani erano i soliti. I partiti hanno fatto una lottizzazione selvaggia regalando nuovi elettori a Grillo. Sempre mercoledì scorso il Senato ha votato a maggioranza contro l'arresto del senatore De Gregorio, indagato per associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Come vedete, accuse gravissime. È chiaro che se la carta stampata e la TV insistono sul concetto che tutti i partiti presenti in Parlamento hanno fatto questa porcata per salvare uno della loro casta, è del tutto comprensibile che Grillo o altri pifferai magici che verranno in futuro avranno gioco facile a guadagnarsi il voto degli italiani. Ma se l'informazione tutta fosse corretta, la gente scoprirebbe che le cose non stanno esattamente così. Per esempio, le scandalose nomine all'Agcom e alla privacy, non tutti i partiti hanno partecipato a questo scandaloso banchetto. Dopo forti pressioni, specialmente da parte di Italia dei Valori, il Parlamento aveva deciso un nuovo metodo per selezionare i nuovi commissari, ricevendo decine di curricula di candidati per tali ruoli, ma era una sonora presa in giro. Dietro le quinte, PD, PDL e UDC si erano già spartiti le nomine. E così i parlamentari dell'Italia dei Valori e i radicali hanno deciso di non partecipare al voto, denunciando l'indecenza che i controllati, cioè i partiti, si siano scelti i loro controllori, cioè i membri dell'autorità di controllo. Anche perché la maggior parte dei membri appena nominati non avrebbero dovuto neppure essere presi in considerazione. Perché la legge parla chiaro, i commissari dell'Agcom devono possedere notoria indipendenza e prestigiosa professionalità. E chi ha lavorato per anni nelle TV di Berlusconi e è stato suo parlamentare non è sicuramente indipendente, mentre sempre secondo la legge i commissari della privacy devono possedere conoscenze giuridiche e informatiche. Il medico dermatologo Soro, ex capogruppo alla Camera per il PD, non mi pare possegga questa professionalità richieste. Per cui questi nominati non posseggono i requisiti minimi previsti dalla legge, per cui queste nomine sono addirittura illegali. Insomma, c'è una spartizione selvaggia da parte di PDL, PD e UDC, e ci aggiungo anche la Lega, che ha fatto nominare una sua rappresentante nella commissione sulla privacy, la Clerici, ex componente del CDA della RAI in quota Lega. Diventare commissari di queste authority è molto, diciamo così, stimolante. Questi commissari restano in carica per ben 7 anni e percepiscono un'indennità di circa 250.000 euro annui con annessa segreteria e auto blu con l'autista. E allora rifaccio la domanda iniziale. Tutti i partiti sono uguali? Io rispondo no, assolutamente no. Il DV in compagnia dei radicali non ha partecipato a questo mercato delle vacche. Italia dei Valori chiedeva che le scelte cadessero su persone di alto profilo professionale adatto al ruolo cui sono chiamati e fuori da logiche spartitorie partitiche. Ma evidentemente PDL, UDC e Lega hanno una visione padronale della cosa pubblica. E quanto al mancato arresto di De Gregorio, IDV ha cercato in tutti i modi di bloccare l'orrendo inciucio, ma nascondendosi dietro il voto segreto richiesto da 20 senatori del PDL, a prima firma del friulano Ferruccio Saro, ricordiamocelo questo nome, molti senatori hanno seguito il richiamo della Giunta e hanno salvato dall'arresto un collega della casta. E sempre la Lega, quella che Maroni vorrebbe ripulire con la ramazza e farla diventare onesta, ha votato nel Consiglio regionale della Lombardia contro la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni al presidente Formigoni, messo sotto accusa per essere andato per anni in vacanze milionarie a spese di faccendieri ora ospiti delle patrie galere perché accusati di varie truffe. Una situazione inimmaginabile in qualsiasi paese democraticamente decente, ma tant'è, questi sono i fatti. Tutto il resto sono solo vuoti slogan buoni per i gonzi. I fatti smentiscono il luogo comune che vuole tutti i partiti uguali. Chi sostiene questa tesi vi sta mentendo, spesso sapendo di mentire, e per questi pochi esempi sono lì a dimostrarlo. Non c'è solo Beppe Grillo che si batte contro questa casta politica che ha distrutto il paese, ma ci sono donne e uomini in Parlamento e non solo che si battono da sempre contro il marcio che si sta mangiando il paese. Insomma, mettere tutti i partiti nello stesso calderone è disonesto politicamente e si fa un cattivo servizio alla verità dei fatti.
Arrivederci a mercoledì prossimo.